Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13 del notiziario di prealpina.it. Questa mattina a Malpensa incidente fra due aerei in fase di parcheggio. Si sono toccate le ali dei due velivoli e non si registrano feriti né tra i passeggeri né tra il personale di bordo. Ma andiamo a vedere il servizio. Incidente nel parcheggio degli aerei a Malpensa questa mattina poco prima delle 7, quando due velivoli sono entrati in collisione. Nessun ferito nel contatto che ha riguardato le ali dei due aerei. Stando a una prima ricostruzione nel satellite nord, un Delta Airlines appena atterrato da New York, durante le fasi di parcheggio ha urtato l'estremità di un'ala di un aereo EasyJet pronto a partire per Tel Aviv e con tutti i passeggeri già a bordo. L'urto è stato di lieve entità, infatti non si sono registrati feriti né tra i passeggeri né tra il personale, solo tanto spavento e danni alle winglet, come si chiamano in gergo tecnico le estremità delle ali. Alla satellite 1 sono partite tutte le procedure di allerta e messa in sicurezza di passeggeri e personale. Il volo per Tel Aviv ha accumulato più di 3 ore di ritardo, mentre il Delta, dopo l'incidente, era già pronto per ripartire. Destinazione New York. E torniamo all'omicidio nei boschi a Rescaldina. Sul fatto che si sia trattato di un regolamento di conti tra spacciatori, gli inquirenti non hanno dubbi. Non a caso l'omicidio sarebbe stato commesso il sabato pomeriggio, il momento della settimana in cui si vende più droga. L'ipotesi più probabile è che il magrebino ucciso stesse presidiando il supermarket che si trova nel fitto del Rugareto, a un centinaio di metri da via Gerenzano a Rescaldina. Due persone lo hanno affrontato armate di pistola. L'uomo ha capito subito quali fossero le loro intenzioni e ha cominciato a correre verso la strada. Ha corso per una trentina di metri mentre i due gli sparavano, poi si è accasciato colpito da un proiettile alla nuca, un singolo colpo che lo ha ucciso all'istante. Impossibile per ora risalire alla sua identità. Una discoteca abusiva con oltre 400 minorenni stipati nel sotterraneo di un bar è stata scoperta dai carabinieri a Seregno. Il bar è stato sequestrato e il titolare denunciato. A seguito di una segnalazione nella notte tra sabato e domenica, 13 militari e 9 agenti della polizia locale sono entrati nel bar per un servizio di controllo contro lo spaccio e l'abuso di alcol, notando diversi adolescenti arrivare al bancone proveniendo da una scala larga appena 80 cm. Seguendoli hanno scoperto la discoteca allestita nel piano interrato del locale, senza alcuna autorizzazione e nessuna uscita di sicurezza. E c'è da registrare ancora un ciclista investito, questa volta è accaduto a Buscate, dove poco prima delle 7 di stamattina un uomo di 43 anni era in sella alla propria bici quando è stato travolto da un veicolo. Caduto per terra, ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Legnano. L'incidente si è verificato sulla provinciale 117. Sul posto, oltre ai soccorritori, i carabinieri di Legnano per ricostruire e accertare la dinamica dell'impatto. E chiudiamo con il basket, bella vittoria di Varese che è andata a espugnare ieri il difficile campo di Brindisi, il servizio di Giuseppe Sciascia. Torna Marcus King e lo Peggiormentis torna a vincere. L'equazione è facile per la formazione di Johan Royackers, che torna al successo dopo 2 passi falsi consecutivi corrispondenti alle assenze del suo bomber. 23 punti, 4 assist e una presenza offensiva dominante per il giocatore statunitense, protagonista comunque della giocata decisiva del match in difesa, rubando palla al pivot avversario Perkins sul possesso del possibile sorpasso nei secondi finali. Varese non gioca una partita scintillante, paga un 6 su 25 da 3, comunque cresciuto in corso d'opera dopo l'1 su 14 dei primi 22 minuti, ma vince in difesa col carattere, col cuore, con una prestazione matura e resiliente. Oltre a Keane, l'eroe di serata è Sim Sandervene, che col ritorno del bomber ritrova spazi per tirare e segnare da 3 punti, 19 con 3 su 5 da 3. 2 punti che chiudono virtualmente il discorso salvezza e apparecchiano la tavola per un finale di stagione da protagonista. Ora Varese avrà 2 partite consecutive in casa con Treviso e Trieste, col 100% delle capienze, e 4 gare interne nelle ultime 6 a Masnago per coronare un sogno playoff che ora diventa possibile. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di Prealpina torna questa sera alle 19. Buon pomeriggio.